Amici, baciamo le mani a tutti. Oggi mi trovo a Trapani. Indovinate con chi? Con il grande Giovanni, detto comunemente Triangolo. Ma perché ti chiamano Triangolo, Giovanni? Perché mi chiamo Triangolo? Non lo so anch'io il nome. Sono nato per caso 12 anni fa, quindi sono molti anni che sono conosciuto. Al di fuori delle corride che ho fatto in questi ultimi anni. Questo giorno, oggi mercoledì 4 marzo 2015, una cordiale buona giornata a tutti, anche se sono giunti a un certo orario. Io mi espongo e dico questo a molti giovani che magari sono... Aspetta, intanto diamo una spiegazione a quelli che ci stanno guardando perché non stanno capendo assolutamente nulla. Noi ci troviamo qui perché Giovanni mi ha chiamato, mi ha detto a Betto, San Amore Scagliano deve venire a Trapani perché ho una cosa urgente da comunicare. È giusto? Tu vuoi fare una comunicazione, dico bene? Esatto, esatto. E allora io sono qui questa sera, anzi questa giornata, questa bella giornata che anche se non c'è sole però è una bella giornata. Esatto. Per sentire la tua comunicazione, è giusto? Esatto. Oh, che cos'è che vuoi comunicare tu? Vai. Voglio dare comunicazione ai giovani d'oggi, questi giovani importanti, perché sono giovani importanti per questo avvenire, per questo mondo che non dà niente, che solo una mano può dare. Noi abbiamo qualcosa che ha a che fare con la natura, ma anche contro la natura. Non voglio essere con la natura ovviamente, perché tutto quello che è stato fatto per l'opera di Gesù Cristo. Però voglio mandare un messaggio al mondo, a questi giovani, perché possono avere delle comunicazioni importanti al di fuori dei new age che escono adesso, tante altre cose che escono adesso e magari ci sono cose che fanno distrarre ai giovani e pensare non a se stessi ma altrui, cioè voglio dire in questo senso, bisogna pensare a se stessi e altrui, ma bisogna pensare a quei itinerari giovani, cioè ai genitori dove sono state cresciute, allevate. Vi esponga per i giovani, con i genitori, perché non danno una vita migliore e non danno un esempio al prossimo che deve essere, appunto. Esatto, questo era un messaggio dedicato ai giovani di oggi, Esatto. Ai giovani di tutto il mondo. Mi riferisco a Trapani, anche Trapani. Esatto. Sono Trapani, io mi espongo per Trapani. Esatto, vi ricordiamo che il nostro Giovanni lo potete trovare a Trapani. Giovanni, come lavoro che cosa fai, Giovanni? Io faccio distribuzione. Distribuzione, di che non sappiamo nulla, però distribuisci. Busciù. Distribuisce busciù. Quindi se voi volete venire a trovare a Giovanni qua a Trapani, magari ci date una mano a distribuire questi busciù, distribuite insieme, insomma, fate voi. Venitelo a trovare qua a Trapani che Giovanni è l'amico degli amici ed è completamente a disposizione. Quali sono le tue zone erogene? Zone erogene, Marsala, Trapani, come anche Marausa, come l'anno scorso sono stato un po' dalle parti, Marsala. Da un anno a questa parte le zone erogene cambiano? Sì, infatti ancora sei alla ricerca di una zona erogena giusta. Esattamente, e quindi non ci sono novità. Quando la troverai, naturalmente dovremo avvertire anche i telespettatori che ci stanno guardando. Ma tu possiamo corrida, non lo so. Giustamente ti devono venire a trovare dove? Nella tua zona erogena, Esatto, dico bene? Esatto, esattamente. Va bene, e il tuo tallone di Achille quando è? Dov'è il tuo tallone di Achille? Veramente, qual è il tuo tallone di Achille? La domanda specifica. Il mio tallone di Achille, cioè? Guarda lo Skype Point. Ah, ma devi via! 43. 43. Yeah. Skype di ginnastica? No, scarpe di Lazio. Ah, Skype con i tacchi. Mentre Skype di ginnastica? No, non ne uso. Non ne uso? No. Vabbè, mi pare giusto. Meglio Skype con tacco, se cammina più comodo. Prima usavo vestito con la cravatta, adesso basta così. Ah, vero, ma io mi ricordo di te in lontananza. 2008 è stato. Sì, sì. Che tu venivi vestito sempre giacca e cravatta. Sì. Voglio dare anche, sono su YouTube come Detto Triangolo,
nella collina del dito marrone, poi sono messo anche su Facebook Giovanni Crimato con la mia famiglia ovviamente. Triangolo no? Anche triangolo, Anche sotto tutto un po' triangolo. Sotto il triangolo. Sotto triangolo. Quindi se qualcuno ti vuole cercare un navighiere. Sul sito YouTube, Eh? sul sito YouTube o su Facebook anche. Allora, un piccolo spuntino. Ti dico, ma ti possono trovare sotto il triangolo o sopra? No, sopra. Sopra il triangolo. Sotto il triangolo no. No, sopra. Non dobbiamo esagerare, no? Esatto, Giusto? esatto. Va bene, vuoi dire qualche altra cosa qua a queste telespettatrici che per il momento ti stanno guardando, stanno dicendo "Vieni da lì a Giovanni, c'è da lì a Giovanni". Sono mediato da tutti. Che sei? Sono mediato da tutti. Allora, in base attinente referente a quello di discorso di poco fa, ai giovani, cercate le cose più essenziali, le cose primarie. Le primarie sono le cose più spirituali, più importanti per il vostro futuro, perché questo futuro in questo mondo di sicuro non ci sarà mai. Sì, e mi pare giusto, perché Giovanni sta dando un consiglio ottimo per tutti voi, per cui lo dovete ascoltare bene, apritevi le orecchie. E quindi questo è un segno buono per dimostrare con verità, con fiducia, chi pensa a queste persone c'è un dato di fatto, cioè io. Esatto. Va bene, noi abbiamo detto tutto, io vi ho rappresentato il nostro Giovanni Triangolo di Trapani. Quanti anni hai te, Giovanni? 45. 45 anni, pensate bene, però si mantiene sempre giovane perché sembra... Avevo 40 anni, su per giù. Esatto. 40 anni. Quanto tempo è che conosci il Sanamuro siciliano? 3 anni. 3 anni. 4 anni. Te la sei passata sempre bene con il Sanamuro siciliano? Sì, sì. Anche se ho avuto molte notizie nei tuoi confronti un po' negative. Ah sì? Comunque, E che notizie ci sono? poi te lo dico. Facciamola sapere. Allora, in presenza di Rosalba, di Alberto Olivi, queste sono 2 persone che lavorano per voi. 2 persone sole? Sole. E perché non ne abbiamo più di 2? Appunto, per questo ho detto E che cosa dicono queste persone che lavorano per noi? che parlano con voi in modo pulito e stupendo. Che parlano di noi In modo pulito e stupendo. in modo pulito e stupendo. Stupendo, Quindi esatto. sono cose positive, Certo. non cose negative. No, negative io sento dalla voce. Ah, tu senti la voce negativa, Esatto. però loro parlano positivo. Esattamente. Esatto, giustamente c'è chi ci può capire Infatti. e c'è chi non ci può capire, Sono io. che parla in negativo. No, che parlo positivo per voi. Ah, ti ringrazio. Forse non hai capito. Allora ci vuoi bene. Certo. Va bene. Diamo un ultimo saluto a queste telespettatrici. Un caloroso abbraccio al vostro Gianni, tetto triangolo, un abbraccio da parte di Alberto Oliveri e Rosalba. Ciao. Oh yeah!